Eccoci in diretta ancora per questi ultimi minuti di Che Aria Tira. Buonasera da Roberto Ortelli, buonasera da Giulio Cesare Carnelli e buonasera dai colleghi della redazione. Numeri e modi per intervenire via telefono allo 0266203529, sms al 346 64 27 756, mail all'indirizzo cheariatira@radiopadania.net. Facebook e Twitter, le mie pagine, quelle di Roberto Ortelli, sono a vostra disposizione. Altro che trota nel senso di Renzo Bossi all'Università Cristal di Tirana, altro che lauree più o meno farlocche prese dove capitava dal tesoriere Francesco Belsito e dal caposcorta di Rosimauro Pier Mosca. La nuova Lega studia in Bocconi, nell'Ateneo del tanto deprecato Mario Monti, premier delle banche degli eurocrati. L'ho rivelato un comunicato stampa del gruppo leghista in Regione Veneto sabato scorso, a conclusione del primo percorso di alta formazione intitolato Amministrare l'ente locale e territoriale, programma di sviluppo manageriale per amministratori regionali e locali, organizzato nell'Università Commerciale Milanese dalla Divisione Formazione Manageriale Pubbliche Amministrazioni della SDA, la scuola direzionale dell'Ateneo, guidato da Guido Tabellini, insieme appunto al gruppo padano. Uno dei fautori, dei motori di questa iniziativa davvero impressionante è il capogruppo della Lega Nord in Regione Veneto, Federico Caner, che è qui con noi. Buona Padania e benvenuto, Caner. Grazie, buonasera a te Roberto e a tutti gli ascoltatori. Allora, giusto per tornare in tema, siccome in queste ore, nonostante anche in queste ore, ma soprattutto nelle scorse settimane, il dileggio è stato tanto, no? È stato tanto e l'avete subito anche voi per quel che riguarda tutte le informazioni, il fango buttato, fango che poi tra l'altro è supportato, mi spiace dirlo, dai dati, dagli eventi che si sono verificati, come in questo momento le parole riportate che ho letto da Italia Oggi, il quotidiano economico finanziario diretto dall'ottimo Pierluigi Magnaschi, ha ben descritto. Insomma, mi sembra che vi abbiano un pochino colpito queste vicende e comunque queste azioni che sono culminate nei diplomi dati dall'Università Bocconi siano frutti di un percorso iniziato da prima che venissero fuori certe cose. Ecco, come mai vi sentite un pochino diversi davanti a queste notizie che sono uscite nel corso delle ultime settimane, che riguardavano la Lega, che hanno riguardato Renzo Bossi? Vi sentite un pochino di dire che insomma la Lega è fatta anche di altre persone che mettono la faccia e la buona volontà nell'amministrare la cosa pubblica? Ma direi proprio di sì, Roberto, tu dicevi bene, noi è un pezzo che abbiamo cominciato questo percorso ancora dalla scorsa legislatura, mettendo in piedi appunto una scuola politica importante per formare i nostri giovani, non solo i giovani, dire la verità, anche altri amministratori, militanti, sostenitori, ma anche persone che vogliono avvicinarsi al nostro movimento. Negli anni però questa scuola l'abbiamo sempre più implementata, modificata, ampliata e ultimamente in questa legislatura abbiamo dato vita addirittura a un corso particolare dedicato in particolare a giovani amministratori che hanno anche una certa scolarizzazione. La gran parte di questi sono anche già laureati, ma che comunque vivono già all'interno delle amministrazioni con vari incarichi, chi sindaco, chi assessore, chi consigliere comunale semplice, ma che magari ambiscono anche a fare carriera, ma carriera nel senso di prepararsi per guidare un'amministrazione comunale. Ecco Federico, scusa, aggiungo una cosa, perché ieri il tuo conterraneo Luca Zaia è intervenuto qui ai nostri microfoni durante Che Aria Tira e ha evidenziato un fatto che da parte mia è estremamente condivisibile, credo anche da parte di tantissimi ascoltatori di Radio Padania, ossia chi fa politica all'interno del movimento sarebbe meglio non facesse politica nell'amministrazione pubblica, ossia la distinzione dei due ruoli. È l'attuazione pratica del pensiero di Luca Zaia quella che voi state facendo? Sì, di fatto noi condivido anch'io il mantra del governatore Zaia, che è quello di... Ecco, anche perché insomma dedicarsi entrambi i settori della vita politica, quella dedicata al movimento, quindi la politica di diffusione delle idee sul territorio, e quella dell'amministrare la cosa pubblica, sono comunque due ragioni d'essere molto importanti. E forse occuperebbero il 100% del tempo. Ecco, bravo, è una questione di tempo, perché non è detto che non si possono fare entrambi.
in certi casi si possono anche fare entrambi, anche perché l'amministrazione ovviamente è molto collegata anche a quelle che sono le scelte politiche, infatti si parla spesso di percorsi politico-amministrativi. È anche vero però che far bene entrambe le cose, soprattutto a determinati livelli, è difficile. Noi in questo caso ci occupiamo di creare degli amministratori. Ovvio che poi questi amministratori hanno una linea politica e noi vogliamo con le nostre scuole dare anche quella che è la linea politica della Lega, ovviamente, ma vogliamo che prima di tutto i nostri amministratori abbiano in mano degli strumenti per poter andare a governare, perché la cosa che io condivido di più del Presidente Zaia è quando dice che i danni più grandi nell'amministrazione li fanno gli incompetenti, e questa è la verità. Per noi vogliamo sì gente onesta e pretendiamo che ci sia gente onesta, e quando non c'è questa dobbiamo fare la pulizia che in questi momenti stiamo facendo, però non basta l'onestà, perché se io ho degli amministratori onesti ma che non sono in grado di governare rischiano di fare dei danni notevoli, quindi noi dobbiamo prima di tutto dar loro degli strumenti che gli consentano di andare a ricoprire determinati incarichi, e questo guarda che ce lo chiede la gente vuole persone preparate. Ora non è più il tempo così di lanciare persone come si faceva anche una volta, che magari c'erano anche più risorse a disposizione e quindi chiunque poteva lanciarsi alla guida di un comune, bastava raccogliere qualche consenso e quindi magari appartenere soprattutto in qualche paesello a qualche famiglia radicata per prendere un po' di voti. Adesso che la situazione, il momento politico è molto delicato, c'è bisogno di persone preparate che riescano a fare amministrazione con pochi soldi, cioè qui ci vuole la capacità di gente che sa impiegare bene le risorse. Quindi quello che vogliamo fare noi con questi corsi di alta formazione mirati, con 30 persone circa ogni anno, ovviamente quest'anno ne abbiamo preparati 30, il prossimo anno ne prepareremo altri 30, quindi perché 30? Perché è una classe vera di studio ben seguita, con moduli creati appositamente per noi grazie appunto al supporto della SDA Bocconi, della scuola di direzione aziendale della Bocconi, che su questo si è veramente manifestata il partner ideale per noi e ha creato un programma di formazione manageriale studiato proprio sulle nostre esigenze. Ecco, questa è ciò che noi vogliamo fare. Se noi vogliamo rinnovare anche quello che è il nostro movimento in un momento politico, ripeto, come adesso, difficile, dobbiamo puntare sulla qualità. O facciamo questo, altrimenti rischiamo, alla luce anche degli ultimi avvenimenti, di sparire come partito politico, e io da capogruppo in regione non posso permettermi questo, e quindi lavorerò sempre per affrontare queste sfide in maniera nuova. Ecco Federico, come avete affrontato invece, lo chiedo anche a te come politico, come avete affrontato l'opinione pubblica, parlando alle persone che probabilmente anche in Veneto vi avranno fatto le pulci, come le abbiamo subite qua noi in Lombardia, come le stiamo subendo continuamente, ossia sì, parlate tanto di formazione e quant'altro e qualcuno va in Albania a comprarsi le lauree. Ecco, come ti sei sentito di rispondere? Semmai tu, tu abbia ricevuto osservazioni di questo genere, no? Legittime tra l'altro. Perché... Ma certo, ovviamente anche noi qua abbiamo risentito, anche perché abbiamo avuto anche noi, per fortuna, poche persone coinvolte, però c'è stato anche nel Trevigiano una persona coinvolta, e che quindi fino a quel momento noi eravamo un po' ci eravamo un po' tenuti fuori come Veneto da questa situazione, però poi abbiamo avuto anche noi i nostri problemini. A questi rispondo dicendo che chi sbaglia paga, ed è giusto che sia così, che noi non dobbiamo fare attenzione a non buttare via il bambino con l'acqua sporca, e quindi mettiamo sul piatto anche ciò di positivo che noi stiamo facendo, e quindi ricordiamo alla gente che la Lega non è soltanto chi ha commesso questi atti, che adesso fortunatamente ne stanno anche pagando le conseguenze, ma la Lega è fatta anche di tantissimi amministratori, di tanti giovani amministratori che governano bene il proprio territorio, tant'è vero che, lo ricordo sempre, che nelle nostre amministrazioni a livello Veneto noi abbiamo confermato tutti i nostri comuni. Ricordo, al di là di comuni importanti come sono Verona,
Verona o anche Cittadella, dove abbiamo rivinto alla grande, ma con persone anche note, perché è ovvio che Flavio Tosi è una persona nota, ma faccio un esempio su tutti che mi viene in mente. Io che sono trevigiano, a Tarso abbiamo vinto un comune rivinto con un giovane sindaco di 33 anni, Gianangelo Boff, che ha preso l'80% dei consensi. Quindi questo significa che quando la gente ti testa, ti vede con mano e ti tocca con mano e vede come operi, poi il consenso te lo dà. La Lega è fatta anche di questo, e da qui bisogna ripartire, dal territorio, dai sindaci, per fare ripartire da un grande movimento territoriale che diciamo da qui fa partire un consenso che poi può arrivare a livello nazionale. Ecco, quindi la sfida importante secondo me è questa. Io rispondo così a chi mi dice che anche noi siamo come gli altri. Sicuramente c'è qualcuno che ha sbagliato, deve pagare, bisogna avere la capacità, essere umili, non accampare scuse, secondo me, perché è la cosa peggiore che in questo momento si può fare, non andare dietro a teoremi internazionali o di chissà quale tipo. Prendiamoci le nostre colpe, cospargiamoci il capo di cenere, ripartiamo e lavoriamo. Solo così possiamo riprendere il consenso, altrimenti rischiamo soltanto di far brutte figure. Federico, io per ora ti ringrazio. 2 domande in conclusione. La prima è: questa esperienza e tante altre esperienze che anche tu e che voi amministratori del Veneto state facendo sono esportabili in tutto l'orbe della Lega Nord, chiamiamola così, in tutta la Padania leghista? Io credo proprio di sì. Guarda, noi abbiamo già tempo indietro avuto contatti anche con i gruppi consigliari delle altre regioni, della Lombardia, del Friuli, anche quando abbiamo fatto partire Plancia, che è uno strumento di management politico che il gruppo della Lega Nord in Regione Veneto ha creato, l'abbiamo condiviso con gli altri, quindi anche questo è un modello che secondo me si può tranquillamente esportare, anche perché appunto la scuola di direzione aziendale Bocconi, che ci ha seguito su questo, come tu ben sai, è a Milano, e quindi può tranquillamente fare la stessa cosa che ha fatto con noi anche con giovani amministratori lombardi, ma può farlo anche con gli emiliani, con i piemontesi. Ecco, noi siamo a disposizione perché non siamo gelosi delle cose positive, anzi vogliamo condividerle per far sì che insomma il movimento cresca nella sua interezza. Non è che noi lo facciamo perché deve crescere soltanto il Veneto, deve crescere il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia, tutte quelle regioni che assieme formano la Padania, e solo così possiamo ripartire. Federico, grazie davvero per averci descritto questa esperienza che continuerà, crediamo, siamo sicuri. Certo. L'ultima domanda: terremoto, danni in Veneto, situazione attuale, hai qualche novità e qualche notizia da darci? No, allora noi i danni li abbiamo più che altro nella zona del Polesine, che è la zona vicina, diciamo, all'epicentro della scossa. Fortunatamente qui non abbiamo avuto grossissimi danni, a parte qualche paese appunto di confine, però permettermi di esprimere tutta la solidarietà, e oggi l'abbiamo fatto anche in Consiglio regionale, nei confronti delle vittime di questo terremoto, soprattutto in Emilia, che sono cospicue, e per i danni che ci sono, e il Veneto ha già dato la propria disponibilità a dare anche l'aiuto non solo economico ma anche la propria protezione civile, quindi non solo un aiuto di tipo morale alle zone colpite. Grazie Federico Caner per questo intervento, buon lavoro, buona Padania e a presto. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie anche a Federico Caner, capogruppo in Regione Veneto per la Lega Nord. Grazie a tutti i nostri ospiti che sono intervenuti, Nicola Oliva e tutti, grazie anche a Fabio Rainieri, segretario nazionale della Lega Nord Emilia. Grazie davvero a tutti per averci dato, grazie anche a voi che avete chiamato, che ci avete raccontato cosa state vivendo in questo momento dalle zone martoriate e flagellate dal terremoto. chiariatira@radiopadania.net, anche su Facebook siamo rintracciabili per le vostre comunicazioni, le vostre domande, le vostre riflessioni. A domani pomeriggio. Avete ascoltato Chiari